Conosciamo molto dei suoi affetti, dell'ambiente in cui è nata e cresciuta, dei suoi sogni e desideri, grazie a Cosima, autobiografia romanzata pubblicata postuma poco dopo la sua morte, avvenuta alla metà di agosto del 1936. Sappiamo che la famiglia Deledda era agiata, che poteva contare su una dispensa ricca, una cucina con il fuoco sempre acceso, una casa semplice ma accogliente. La descrizione dettagliata permette al lettore di entrare nei vari ambienti, nell'antica cucina, dove viene custodito il fuoco. Gli utensili da lavoro vengono passati in rassegna uno ad uno. Un ordine antico regna sugli oggetti, che non sono meri strumenti di lavoro. Il sentimento che li circonda li fa percepire come presenze vive, che portano impresse le tracce di coloro che se ne sono serviti. E la cucina era, come in tutte le case ancora patriarcali, l'ambiente più abitato, più tiepido di vita e di intimità. C'era il camino, ma anche un focolare centrale segnato da 4 liste di pietra e sopra, ad altezza d'uomo, attaccato con 4 corde di pelo alle grosse travi del soffitto di canne annerite dal fumo, un graticcio di 1 metro quadrato circa, sul quale stavano quasi sempre esposte al fumo che le induriva piccole forme di cacio pecorino, delle quali l'odore si spandeva tutto intorno. Del resto, tutto era semplice e antico nella cucina abbastanza grande, alta, bene illuminata da una finestra che dava sull'orto e da uno sportello mobile dell'uscio sul cortile. Dalla cucina si accede al cortile triangolare dove scorrazzano le galline e dove si apre il grande portone marrone che dà sulla strada, fermato da ganci e stanghe. Di giorno era quasi sempre socchiuso e più che il portoncino della facciata serviva per il passaggio degli abitanti e degli amici della casa. Il portone permetteva l'ingresso ai visitatori che frequentavano la casa, agli ospiti che si fermavano per lunghi periodi, ma soprattutto ai servi, contadini, pastori, che trasportavano le provviste di cui abbondava la dispensa: sacchi di frumento, orzo, mandorle, salumi, fave, fagioli ed altro ancora.